Ecco, allora in piccola ma sceltissima brigata inauguriamo quest'anno il nuovo ciclo delle pagine cordiali, cioè di quella serie di letture che noi vogliamo caratterizzate da una impostazione molto cordiale sia verso gli uditori diretti, ma soprattutto verso quel vastissimo pubblico che questa nostra iniziativa raggiunge attraverso la rete. Da domani o da dopodomani la lettura di oggi sarà accessibile attraverso il sito dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere e Arti, sarà accessibile integralmente e sicuramente godrà di quell'altissimo numero di accessi nell'ordine delle parecchie centinaia o addirittura delle migliaia che hanno dimostrato l'interesse che queste nostre proposte incontrano in un vastissimo pubblico virtuale, per dir così. Non spenderò molte parole né per presentare Giorgio Caproni, che vivrà tra noi nelle parole di Luca Zuliani, né per presentare Luca Zuliani, di cui basti dire che proviene da un'ottima scuola, quella di Pier Vincenzo Mengaldo, e fra i tantissimi meriti anche quello di aver pubblicato la raccolta completa delle opere in versi in un monumentale volume dei Meridiani di Mondadori. Perciò è oggi senza dubbio il massimo conoscitore dell'opera di questo poeta forse non molto frequentato nell'uso scolastico, anche perché è un poeta, nonostante l'apparenza, difficile. È un poeta che certo rende omaggio anche alla rima, per esempio, rende omaggio ad altri aspetti tradizionali della poesia, il settenario, ma che ci propone un'esperienza di vissuto che per essere compresa interamente richiede da noi una dedizione totale e a volte una partecipazione emotiva che ci coglie anche così di sorpresa, ci fulmina durante la lettura. A me piace ricordare un altro aspetto di Caproni, meno comunemente ricordato, quello del grande traduttore. È stato il traduttore di un grandissimo scrittore francese, in Italia più famigerato che conosciuto, e cioè Céline. Chi l'abbia letto nel testo originale sa quale sia la difficoltà del francese di Céline, un francese spezzettato, i famosi puntini, eccetera, e che però Caproni ha reso in italiano in modo mirabile. Ecco, queste poche parole non bastano certo a dare un'idea della personalità così ricca di questo nostro grande poeta, ma credo che ciò che io non so dire ci sarà detto da Luca Zuliani, a cui do subito la parola. Grazie, buongiorno a tutti, ringrazio l'Istituto Veneto dell'invito. La comunicazione di oggi sarà una panoramica sulla poesia di Caproni, seguendo alcuni fili, alcuni temi ricorrenti a cui tengo molto e che secondo me sono importanti per seguire lo sviluppo e per apprezzare lo sviluppo della sua poesia. Però cominciamo proprio dall'inizio. Caproni nacque a Livorno nel 1912, in una famiglia della piccola borghesia, spesso con difficoltà economiche in anni difficili. Già da bambino, a 10 anni, si trasferì a Genova e queste due città, Genova e Livorno, in cui non visse poi tutta la vita, rimasero comunque per lui sempre presenti, le sue due città dell'anima, come disse una volta. Da ragazzo voleva fare il violinista, studia molto per questo, ma comunque dopo un po' rinuncia e a 23 anni prende il diploma magistrale e inizia a fare il maestro di scuola.
Nel frattempo ha anche cominciato a scrivere poesie. Sulle primissime non perdiamo parole, ma le prime che lui fa pubblicare sono un po', vi fornisco un primo esempio, un esempio della prima raccolta, si intitola Vento di prima estate. A quest'ora il sangue del giorno infiamma ancora la gota del prato, e si sono spente le risse, le sassaiole chiassose, nel vento è vivo un fiato di bocche accaldate di bimbi, dopo sfrenate rincorse. Sono spesso piccoli bozzetti, piccoli quadretti impressionistici. Nel 1935 inizia ad insegnare. Inizia a insegnare a Locco di Rovegno, un paese della Val Trebbia, che ai tempi era molto più isolato di quanto sia oggi. Qui a Locco accadde un primo avvenimento molto importante per la sua vita. Nel 1936 a Locco di Rovegno morì Olga Franzoni, la sua fidanzata di setticemia, morì a poche settimane dalle nozze. E la prima raccolta di caproni, come un'allegoria da cui è tratto questo testo, fu scritta prima di questo evento. Le poesie successive ne recano traccia. Il prossimo testo, uno dei testi più famosi delle prime raccolte, si intitola appunto Ad Olga Franzoni in memoria. Questo che in madreperla di lacrime nei tuoi morenti occhi si chiuse, chiaro paese, ora che spenti già sono i giochi e alterchi chiassosi, e di trafelate bocche per gaie rincorse salaria e per scalmanate risse, stasera ancora rimuore sfocando il lume nel fiume, qui dove bassa canta una donna china sopra l'acqua che passa. Anche questo vale come esempio dello stile del primo Caproni. Sono spesso paesaggi, spesso di campagna o di montagna, sono appunto dei piccoli quadri. Negli stessi anni appare nella sua poesia una nuova figura, Rina, una ragazza che lui conosce sempre a Locco di Rovegno e che sposa nel 1938 e che resterà poi sua moglie per il resto della sua vita. Negli anni successivi a questi, e siamo ormai verso la fine degli anni 30, lo stile di Caproni comincia a maturare. Ma sono anche anni terribili, sono quelli della guerra. Caproni combatte sul fronte occidentale. E, rimanendo però sulla poesia, in questi anni, intorno al 1940, inizia a scrivere sonetti, in uno stile molto diverso da queste prime poesie. Nel 1943 esce una raccolta che si intitola Cronistoria, che contiene una corona di sonetti dedicati a Olga, la fidanzata morta, i sonetti dell'anniversario. Qui ne ho uno come esempio. Il numero 10, ne leggiamo appena l'inizio. Hai lasciato di te solo il dolore chiuso nell'ossa nei giorni cui manchi così improvvisa, il velo di sudore che soffoca le piazze, ove già stanchi allentasti i tuoi passi al disamore eterno. Come potete notare, sono sonetti fatti in un modo insolito. Ora, senza scendere troppo nei dettagli, se qualcuno prova a controllare lo schema metrico, questi sono sonetti regolari, con lo schema in quartine e terzine previsto dal sonetto, però una serie continua di inarcature di enjambement li rende una sorta di tempo unico, un sonetto monoblocco, come ebbe occasione di definirlo Caproni stesso. Il loro contenuto è molto più mosso dei testi precedenti, anche più complesso, come già avete notato da questo piccolo esempio, però va notato che in generale si tratta comunque di una sorta di paesaggi. Vedete anche questi plurali, le piazze che ho nominato, oppure a partire dal verso 6, i ponti, gli atri, i bianchi archi. È in qualche modo un paesaggio indeterminato, è qualcosa che assomiglia allo sfondo di uno di quei quadri che non hanno un'ambientazione precisa. Ho notato questi elementi, semplificando anche un po' come è necessario, perché subito dopo la guerra la poesia di Caproni cambia ancora, un cambiamento ancora più radicale. Gli anni della guerra e quelli immediatamente successivi, secondo una celebre definizione di Caproni stesso, furono anni di bianca e quasi forsennata disperazione, in cui maturò un nuovo tipo di poesia. La raccolta che ne nacque, che fu pubblicata a più riprese nel corso degli anni 50, si intitola Passaggio d'Enea. Nella sua stesura attuale si apre con quella che è la prima delle nuove poesie, cronologicamente, del nuovo tipo di poesie di Caproni, ed è un testo per molti aspetti molto importante. È di nuovo un sonetto che fu scritto nel 1945 e si intitola Alba. Amore mio, nei vapori d'un bar all'alba, amore mio che inverno lungo e che brivido attenderti,
Qua dove il marmo nel sangue è gelo e sa di rifresco anche l'occhio, ora nell'ermo rumore oltre la brina, io quale tram odo, che apre e richiude in eterno le deserte sue porte. Amore, io fermo il polso, e se il bicchiere entro il fragore sottile è un tremitio tra i denti, e forse di tali ruote un eco. Ma tu, amore, non dirmi, ora che invece tua già il sole sgorga, non dirmi che da quelle porte, qui col tuo passo, già attendo la morte. Come vedete, qualcosa è cambiato. Questo è un posto reale. Non ci sono più i plurali di prima. Siamo in un bar di una città che fra parentesi è Roma, dove Caproni si era trasferito in questi anni. La differenza è stata spesso notata. Mengaldo ha scritto per queste poesie che ciò che, appunto, quello che prima restava bene o male un paesaggio non in senso idillico, adesso diventa un ambiente. Ma in questa poesia c'è anche qualcosa di più. Ora, se guardiamo bene, questo non è un bar normale. Fuori dal bar c'è un tram che apre e richiude in eterno le deserte sue porte, che apre e richiude queste porte senza che nessuno passi. Questo tram fa un fragore sottile che sembra far tremare l'intero bar e fa tremare il bicchiere fra i denti di Caproni. E da questo tram potrebbe arrivare la morte. Come ad esempio ha scritto un altro critico, Verdino, questa è una delle prime apparizioni del metafisico nel quotidiano, nella poesia di Caproni. Cioè, bisogna in parte ritirare quanto abbiamo detto. Questo non è un luogo reale, o meglio, è un luogo che conduce al di fuori della realtà. Cerchiamo di capire cosa è successo. Innanzitutto però molto rapidamente diamo un'occhiata da vicino al sonetto. Come spesso capita in Caproni, la particolare importanza di un testo è rivelata anche da una serie di anomalie formali, in uno stile che di solito è molto controllato. Su questo non scenderemo in dettagli, però questo sonetto è il più irregolare dei sonetti della raccolta, anzi fra tutti i sonetti di Caproni. È anomalo lo schema delle rime, se qualcuno prova a seguirlo. Alcune delle rime sono sostituite da assonanze, ma questo invece è normale a questa altezza. E un verso, il secondo, è anche ha qualche sillaba in meno, ma su questo di nuovo, volutamente, ma su questo non scendiamo in dettaglio. C'è uno scarto insolito a questa altezza anche nel lessico, nelle parole. Al verso 5 vedete scritto rifresco, una parola che non esiste in italiano, che non c'è nei dizionari. E questa parola fornisce anche l'occasione in questa sede di correggere una cosa che ho scritto nell'edizione critica di Caproni. Ai tempi, anche sviato da una glossa di Caproni che ne parlava solo di sfuggita, l'avevo interpretato come un calco imperfetto sul genovese, dove si dice rifrescume. Questo rifresco è quello che in Veneto si chiama il freschin, è quel cattivo odore che rimane sulle stoviglie se hanno contenuto formaggio, pesce o latte. Dicevo correggere perché da non molto ho scoperto che in realtà rifresco è una normale parola del livornese, che quindi faceva parte in qualche modo del lessico familiare di Caproni. Questa, come curiosità, quando alla fine degli anni 90 ho preparato l'edizione, non esistendo un dizionario di livornese era molto difficile arrivare a questa informazione. Nel frattempo internet è cresciuta molto, adesso basta più o meno un quarto d'ora per trovare livornesi che usano questa parola. C'è anche un piccolo dizionario di livornese online da cui si apprende che questo appunto è l'odore delle stoviglie mal lavate, ma anche, scusate il particolare spiacevole, quell'odore nauseabondo che si sente quando c'è bassa pressione ed esce aria dalle fognature. Il termine livornese per questo odore è questo. Per questa parola rimane valido però anche un'altra connotazione che ho rilevato nell'apparato. Se uno confronta questo testo con gli inediti, cioè con le poesie rimaste fuori, che riparlano spessissimo di questo bar, scopre che in realtà l'odore spesso è indicato in maniera diversa, sempre con una connotazione molto spiacevole. Vi cito solo un esempio, un frammento che parla dei bar all'alba, tra i vapori e il lieve odore di sperma ed acqua dove lava gli specchi una donna, una connotazione sessuale spiacevole. In un autore, fra l'altro come Caproni, che lo sa bene chi ha letto le sue poesie, era sensibilissimo ai profumi, agli odori, anche specialmente ai profumi delle donne. Odor vestimentorum si intitola una delle poesie del congedo. E
Questo dettaglio, anche la parola marcata, è quello che la parola nasconde volutamente, perché a questa altezza una persona che fra l'altro era molto discreta di carattere come Caproni non avrebbe inserito un riferimento così esplicito in una poesia. Cominciano a indicare tutta una serie di connotazioni associate a questo luogo che sono molto marcate e molto forti. Questo luogo, riguardo al contenuto del sonetto, innanzitutto, di nuovo il lettore di Caproni sa bene che il tema dell'alba è fondamentale a questa altezza. Questa raccolta si chiama Il passaggio d'Enea, è costellata di albe che chiudono tutti i poemeti principali, dove spesso c'è questo bar dove una donna lava o serve ai tavoli. Sul significato di questo bar, Caproni in qualche punto della raccolta è esplicito. Vi leggo l'inizio di un testo che si chiama Interludio. E intanto ho conosciuto l'erebo, l'inverno in una latteria. Ho conosciuto la mia Proserpina che nella scialba veste lavava all'alba i nebbiosi bicchieri. Questo bar è il luogo da cui si accede all'oltretomba. Questo luogo pressoché sempre è descritto all'alba. L'alba è legata a un avvenimento di cui abbiamo già parlato, è legata alla morte di Olga Franzoni. Questo si vede in maniera molto evidente sia dagli inediti sia da un racconto che esce in questi anni, che si intitola non a caso Il gelo della mattina, ed è l'ultimo capitolo del romanzo, dell'unico romanzo che Caproni provò a scrivere, che si intitolava La dimissione. Questo romanzo trasfigurava e raccontava la sua esperienza come maestro elementare a Loco di Rovegno, e l'ultimo capitolo, che è appunto il racconto della morte di Olga, si conclude con la sua morte nella luce un poco disgustosa nell'alba, in quest'alba che poi appunto negli inediti si trasfigura in quella cittadina che ritorna in queste poesie. Dico anche questo perché, per un'ultima volta torniamo all'apparato critico, se uno legge l'apparato trova un autocommento, una dichiarazione di Caproni che molti anni dopo, nell'80, parlando a un intervistato da Gente, dalla rivista Gente, di questa poesia disse: a Roma, verso la fine del 1945, ero in una latteria, solo vicino alla stazione, aspettavo mia moglierina che doveva arrivare da Genova. Una latteria di quelle coi tavoli di marmo, con le stoviglie mal rigovernate che sono appunto di rinfresco. Cioè attribuisce la poesia alla moglie. Nell'edizione questo è riportato senza commenti, perché il filologo, facendo un'edizione critica, non può, intervenire troppo su quello che l'autore sostiene. In realtà già altri hanno notato che probabilmente è una sorta di depistaggio, o meglio, è innanzitutto una sorta di discrezione nei confronti della moglie, parlando a una rivista, fra l'altro, come Gente, e un segno di discrezione alla persona che all'altezza dell'intervista già da molto tempo aveva preso definitivamente il posto principale nella poesia di Caproni. Dall'altro lato, all'altezza di questa raccolta, è evidente l'intenzione di non parlare più di Olga. Olga comunque compare in qualche modo, trasfigurata, però vengono lasciati inediti o vengono retrodatati o vengono lasciati su rivista molti dei componimenti dedicati esplicitamente a lei. E c'è poi però un ulteriore elemento da cui partiamo anche proprio per il discorso vero e proprio che avvieremo adesso, che permette di legare questo sonetto ad Olga. Una cosa di cui fra l'altro me ne accorsi anche dopo aver finito l'apparato. Torniamo al racconto di cui parlavamo, Il gelo della mattina. Questo racconto contiene un ultimo terribile litigio fra Olga e Caproni, che si chiama Mariano in questo racconto perché è un po' dissimulato il contenuto. Questo litigio inizia col brano che ora vedete qua riportato. La prima che parla è Olga. L'acqua, dammi dell'acqua lì sul comodino. Fece una gran fatica nel girarsi sul fianco per bere, e mentre, il corsivo è mio, e mentre il bicchiere che io reggevo tremava all'orlo fra i suoi denti e si appannava un po', di nuovo con una punta astiosa mi disse, staccandosi dal bicchiere e riabbandonandosi sui guanciali col capo che le dondolava vuoto qua e là: mamma mia, non sei nemmeno buona a reggere un bicchiere. Poi, proprio come se fosse un po' ebra, si mise a ridere di un riso minutissimo e debolissimo. Ora, torniamo ad Alba. Mamma mia, non sei nemmeno buono
reggere un bicchiere ha come risposta la parte centrale della poesia. Vedete al verso 8: amore, io fermo il polso, e se il bicchiere entro il fragore sottile un tremitio tra i denti, è forse di tali ruote un eco. Qui Caproni sta proseguendo un dialogo con la fidanzata, morta ormai da 9 anni, all'insaputa del lettore. Facciamo subito una precisazione, fra l'altro: non è il sonetto che riecheggia la prosa, la situazione è sempre un po' più complicata di quello che appare. Il brano in prosa che vi ho appena letto è di un paio d'anni posteriore a questo sonetto. Ora, al romanzo Caproni lavorava già da molti anni, però non sappiamo quali fossero le stesure precedenti, quelle che abbiamo non riportano questo dettaglio. Di sicuro però è da questo punto che inizia questo elemento. Questo elemento è importante perché da quel momento il tremitio ai denti, il tremitio del vetro, il bicchiere che trema nella mano diventano temi ossessivi nella poesia di Caproni. Gli esempi sarebbero moltissimi, ma in questa sede ci limiteremo solo a qualche caso più significativo. Nei testi più vicini a questo sonetto il legame con Olga è ancora palese. Ad esempio ora ho proiettato un sonetto del 1947, anche se si intitola 44, che anch'esso si trova nel passaggio d'Enea. Vedete la conclusione del verso 9. Oh amore, amore, che disastro è nell'alba, dai portoni dove geme una prima chiave, oh amore, non fuggire con l'ultimo tepore notturno, non scandire questi suoni, tu che ai miei denti il tuo tremito imponi. Il motivo, vedete, è già trasfigurato. La presenza femminile fugge invece di arrivare e il tremitio rimane solo nei denti. Ma nelle poesie successive sono ancora più nette le trasformazioni, spesso il suono è affiancato o associato a cose molto diverse. L'evoluzione più importante di questo suono ha come punto di partenza il fragore sottile del tram. Questo fragore sottile ha un ruolo importantissimo in Alba e lo si intuisce anche attraverso un'analisi dello stile, cosa abbastanza insolita in Caproni. La parte centrale del sonetto è fortemente fonosimbolica, cioè contiene una serie di suoni che imitano il rumore di cui stanno parlando. Spesso nella critica stilistica si segnala nel modo che vedete qua proiettato, con una maiuscola. Ora nell'ermo rumore oltre la brina io quale tram modo che apre e richiude in eterno le deserte sue porte. Amore, io fermo il polso, ma se il bicchiere entro il fragore sottile un tremitio tra i denti e forse di tali ruote un eco. Ora l'ho un po' accentuato, però è un effetto voluto. Questo rumore caratterizza 2 oggetti fondamentali nel passaggio d'Enea. Il primo, e qui vedete una vecchia cartolina degli anni 50-60 appunto, è la funicolare del Righi. È appunto una sorta di tram che però trainato da un cavo va in salita e conduce fino al Righi. A questa funicolare Caproni dedicò il poemetto più importante della raccolta, quello che ne costituisce anche il nucleo originario. Come scrisse Caproni a un amico, le stanze della funicolare, cioè questo poemetto, sono un poco il simbolo o l'allegoria della vita umana, vista come inarrestabile viaggio verso la morte. Questa funicolare parte in una notte nebbiosa e fra l'altro va anche oltre i Righi, prosegue per Genova, fino a perdersi nell'ultima strofa in una nebbia dove c'è il bar di cui abbiamo parlato prima, dove ci sono, cito le stanze della funicolare, quei magri bar dove inerebo è il passo, il punto da cui si può arrivare oltre. E vi leggo la prima parte della prima strofa delle stanze della funicolare, all'inizio del poemetto. Una funicolare dove porta, amici, nella notte? Le pareti preme una lampada elettrica morta nei vapori dei fiati, premono cheti rombi velati di polvere ed olio lo scorrevole cavo, e come profondamente vibra ai vetri anneriti dal tunnel, quella pigra corda inflessibile che vi attrascina dai profondi gli utenti e le imbalia nei sobbalzi di feltro. Questo rumore poi ritorna lungo tutto il poemetto per altre 6 volte e distingue appunto il viaggio della funicolare. Il secondo oggetto, una poesia ancora più famosa di Caproni, è un oggetto simile alla funicolare, è l'ascensore di Castelletto a Genova. E qui di nuovo abbiamo una vecchia cartolina.
È un ascensore pubblico, si paga il biglietto come se fosse un autobus e conduce dalla città al belvedere sovrastante di Castelletto. La poesia nacque nel 1948, quando Caproni, tornato a Genova, sentì il medico e il medico gli disse che la madre stava molto male e le carte proprio permettono di seguire quello che successe. La notte stessa lui scrisse una poesia che appunto è l'ascensore, che è dedicata insieme alla madre e a Rina, alla moglie. Il titolo originale era Arina. Scrivendo a un amico, Caproni dice: ripensai allora a mia madre giovane, a mia madre ancora ragazza, e a tutto il dolore e il male che la maternità le aveva recato, e con la maternità le guerre, a cominciare da quella del 12, la miseria e i lutti. La poesia, qui vedete l'inizio, non la leggiamo tutta perché non c'è tempo, ma comunque diamo un'occhiata. Quando andrò in paradiso non voglio che una campana lunga sappia di tegola all'alba, d'acqua piovana. Quando mi sarò deciso ad andarci, in paradiso ci andrò con l'ascensore di Castelletto, nelle ore notturne, rubando un poco di tempo al mio riposo. Immagina appunto di salire, passiamo al verso 16, dopo essere arrivato, forse sul belvedere dove si sta in vestaglia, chissà che fra la ragazzaglia aizzata, fra le leggiadre giovani in libera uscita, con ciprie e odor di vita viva, non riconosca sotto un fanale mia madre. Con lei mi metterò a guardare le candide luci sul mare. Immagina di ritrovare sua madre giovane. Un piccolo dettaglio, ora vi ho fatto vedere questa cartolina, adesso l'ascensore di Castelletto sale come un normale ascensore, fra pareti chiuse di metallo. Ai tempi saliva fra pareti di vetro e metallo che vedete in questa vecchia immagine, e attraverso queste pareti appariva d'improvviso la città dall'alto. Se proseguiamo con la poesia ritroviamo l'elemento di cui avevamo parlato. Vedete, a partire dal verso 61, ruberò anche una rosa che poi dolce mia sposa, sta parlando a Rina, che poi dolce mia sposa ti muterò in veleno lasciandoti a pian terreno mite per dirmi ciao, scrivimi qualche volta, mentre chiusa la porta e allentatosi il freno un brivido il vetro ha scosso. Ancora nella strofa successiva, dal verso 78, e mentre stando a terreno mite tu dirai ciao, scrivi, ancora scuotendo il freno un poco i vetri, tra i vivi viva col tuo fazzoletto timida a sospirare, io ti vedrò restare sola sopra la terra, proprio come il giorno stesso che ti lasciai per la guerra. È necessaria a questo punto un'altra piccola nota stilistica. Con questa poesia inizia in Caproni, proprio con questo, lo disse anche lui, un tratto caratteristico della sua poesia da questo momento in poi, un uso un po' particolare delle parentesi, che vedete sono spesso presenti nel testo e che in qualche modo focalizzano certi elementi e spesso, come vedremo meglio in seguito, sono parentesi che mettono in rilievo, che introducono elementi che hanno particolare importanza nell'ambito del testo. E tornando al contenuto, il legame fra questo ascensore e la funicolare è molto evidente se uno guarda anche i racconti che Caproni scrisse in questo periodo. Trova spesso questi due oggetti affiancati proprio col rumore che fanno descritto con le stesse parole. Ora, Caproni tra l'altro inventò anche un rumore, inventò anche un nome per questo rumore, il rumore della funicolare, dell'ascensore e del tram. E questa parola per una serie di circostanze finì anche sul Battaglia, sui dizionari. La parola è slogolio, che però usa solo nei racconti, ed è appunto un tentativo di riprodurre questo rumore di vetro e metallo, di un meccanismo. Nei racconti torna spessissimo anche questo tema dei bicchieri che tremano contro i denti, specialmente nei momenti più tragici. In un inedito, dovendo definire la propria poesia, Caproni usa la seguente immagine: il tremitio di morte che suona in alcune mie rime, come sua caratteristica principale. Ora, uno potrebbe chiedersi se è proprio necessario far partire tutto dalla morte di Olga. Sì, se non altro per motivi cronologici, perché appunto il sonetto Alba è il primo che riporta questi elementi. E da questo bicchiere che in Alba
vibra contro i denti, il rumore sembra diramarsi poi nelle poesie successive. Questo permette anche di capire, questo è importante per Alba, che in Alba non è un particolare, un dettaglio questo bicchiere che trema contro i denti, è proprio il centro dell'immagine. Il fragore del tram in qualche modo è un riverbero di questo rumore. Ora, molto brevemente, non è neanche necessario chiedersi se questo episodio sia successo davvero. Innanzitutto perché è una domanda futile, perché qualcosa che è conservato solo dalla memoria di un testimone esiste solo per noi in questa memoria. La mia opinione, ma è solo un'opinione, è che nella memoria di Caproni questo episodio esistesse davvero, però la memoria, come sapete, è un processo complesso e spesso cambia col tempo. E probabilmente in qualche modo nel corso degli anni, nella rievocazione continua di questo episodio, fra tutti i fili che si dipanarono di nuovo, si intrecciarono, a Caproni rimase chiaro e alla fine in qualche modo si staccò dagli altri proprio questo episodio, che fra l'altro lui associava al bicchiere che spesso si vedeva in mano. Ora, cosa è divenuto nel mondo poetico di Caproni questo rumore? Ormai l'avete visto, è banalizzando, poi il rumore del mezzo di trasporto che conduce verso l'aldilà. Mezzo di trasporto che fra l'altro per i suoi tempi è un mezzo di trasporto moderno, è il tram, l'ascensore, la funicolare, però è un mezzo di trasporto di Genova. E Caproni abitava a Roma ormai, non a Mandola, non l'amò mai. E in qualche modo Genova, appunto, insieme a Livorno, era rimasta la sua città dell'anima, in cui può succedere qualcosa di simile. Di sicuro il sovrasenso è presente fin dall'inizio, appunto il tram di Alba apre e richiude in eterno le deserte sue porte, è già qualcosa di più di un singolo oggetto. E il tram può condurre da Olga come può ricondurla indietro. La conclusione del sonetto diventa chiara. Qui, da quelle porte qui col tuo passo già attendo la morte. Nelle sue evoluzioni successive questo suono è un insieme di rumori sottili e penetranti che cambia anche spesso, mantenendo sempre però una connotazione onirica e soprannaturale. Ora vi faccio solo leggere l'ultima compiuta apparizione in una parte del passaggio d'Enea che si chiama appunto Versi del passaggio d'Enea, del poemetto che dà il titolo alla raccolta. Come gli altri poemetti, questa poesia è affiancata da due testi minori, in versi brevi. In questi versi minori appare un rumore che di primo acchito non sembra parente dei rumori che abbiamo visto. Innanzitutto sono foglie secche che scricchiolano nel buio, poi diventa lo scricchiolio nel buio delle scarpe. E questo rumore, come se si amplificasse ulteriormente, alla fine diventa più acuto e sinistro, diventa un annuncio di morte. Mi approssimavo al mare sentendomi annientare dal pigolio delle scarpe, sentendo già al sole rotte le mie costole bianche. All'interno del poemetto, all'interno del passaggio d'Enea, questo suono diviene ancora più astratto e diventa definitivamente il segno del contatto con l'aldilà. La strofa che ora vi faccio leggere, che è la seconda del poemetto, è l'ultima apparizione di Olga nella poesia di Caproni. Leggiamo dal verso 5. Entri nei lievi stritolii lucidi del ghiaino che grimisce le giunture nell'ossa, e in pigolii minimi penetrando, dove finisce sul suo orlo la vita, là Euridice tocchi, cui nebulosa e sfatta casca la palla morta di mano. E se dice il sangue che c'è amore ancora, e schianta inutilmente la tempia, o le leghe lunghe che ti trascinano, il rumore di tenebra in cui il battito del cuore ti ferma in petto il fruscio delle streghe. Olga si sta allontanando, vedete. Olga è qui raffigurata come Euridice, come capita spesso, specialmente negli inediti. Caproni pensò proprio a un poemetto che si intitolava Orfeo e Euridice su Olga. Questa è l'ultima apparizione. Da qui in poi è Rina a prendere il posto principale nella poesia caproniana. Ora, come probabilmente avete già notato, questo processo non ha nulla a che fare con un gioco letterario fine a se stesso, non è un'operazione, come dire, fatta a tavolino. Oltretutto questi anni furono davvero anni disperati in cui
la scrittura, sempre per citare la nota di Caproni al passaggio di Enea, la scrittura fu un tetto all'intima dissoluzione, sua e di tutta una generazione. E appunto questa poesia trasfigurò, anche per molti altri aspetti, le vicende della sua vita. E non a caso a questa altezza compare anche un altro tema destinato a tornare spesso in Caproni, il sentimento della poesia come inganno e illusione, e la condanna della poesia come erba facile delle parole, come acerba serra di delicato inganno. Ma proprio questo vale a mostrare che Caproni magari ingenuamente cercava nella letteratura molto di più che l'affermazione letteraria, e proprio per questo è interessante rintracciare questi sottintesi, queste cose che in qualche modo rimangono sotto traccia. Allora è possibile meglio capire, ad esempio anche Alba, capire cosa significa amore mio, che inverno lungo e che brivido attenderti, e appunto cosa significa questa attesa di un'impossibile apparizione. La storia di questa costellazione di immagini non è finita qui. Nel 1950 muore Annina, la madre di Giorgio Caproni. Negli anni successivi, così per caso, egli si trova a creare una raccolta per la madre. Lo stile è l'opposto di quello che abbiamo visto finora, l'opposto di queste poesie in decasillabi molto, molto mosse, molto, molto complesse anche nella sintassi e nel lessico. Assomiglia piuttosto a quelle poesie in versi brevi che abbiamo già visto qualche volta. Questo stile poi in qualche modo si ispira anche alla poesia stilnovista, a tutta una serie di elementi. Le prime poesie nascono appunto quasi per caso, poi alla fine questo tipo di testi comincia a prendere forma, comincia a prendere la forma di una serie di poesie collegate fra loro. Come scrisse a un amico Caproni, fu come tentare di far rivivere mia madre come ragazza, e questo mi parve un modo, certo ingenuo, di risarcimento contro le molte sofferenze come la morte. Se uno guarda gli inediti, spesso, anzi i primissimi inediti di questa raccolta sono una sorta di lettera alla madre che esprime il proprio rimorso per quello che è successo, innanzitutto per non aver potuto aiutarla, lei e il padre, nella parte finale della vita. Questo è anche un po' singolare da dire oggi, dove sono piuttosto spesso i genitori che devono aiutare i figli, ma per Caproni questo fu, Caproni che era maestro elementare con moglie e 2 figli, fu appunto sorgente di rimorso, e questo vi dà anche questo un'idea del tipo di persona, del suo carattere. Quello che alla fine ne nacque fu qualcosa di completamente diverso da quello che l'aveva originato. Fu una serie di quadretti che rievocano diversi momenti della vita della madre a Livorno, prima del matrimonio e prima di tutte le guerre e i lutti che seguirono al matrimonio. Lo stile è semplice, ma quel tipo di semplicità che in realtà è il frutto di una ricerca molto lunga per creare qualcosa che Caproni definì fine e popolare. Come esempio vi ho portato una delle poesie più famose, l'uscita mattutina. Come scendeva fina e giovane le scale Annina, mordendosi la catenina d'oro, usciva via lasciando nel buio una scia di cipria che non finiva. L'ora era di mattina presto, ancora albina, ma come si illuminava la strada dove lei passava. Tutto corso Amedeo, sentendola, siamo a Livorno, si destava. Ne conosceva il neo sul labbro e sottile la nuca e l'andatura ilare. La cintura stretta che acre e gentile Annina si voltava, all'opera stimolava. Andava in alba e in trina pari a un'operaia regina. Andava col volto franco, ma cauto e vergine il fianco. E tutta di lei risuonava al suo tacchettio la contrada. Come vedete, una poesia molto semplice, proprio una semplicità che analizzata da vicino rivela una complessità inaspettata. Ora non abbiamo tempo di occuparcene qui, ma cercare di, ad esempio, interpretare al verso 17 la cintura stretta, acre e gentile, o anche semplicemente l'immagine al verso 21 pari un'operaia regina. Se provate a esaminarle più da vicino vedete il tipo di ricerca che c'è dietro questo stile. Ora, queste poesie piacquero molto anche a un critico che si chiamava De Robertis, e alla fine a Caproni fu commissionato un libro fatto di queste poesie dedicato alla madre. Ampliando questo libro scrisse molti altri testi, quasi su commissione,
scrivere col solito understatement in un autocommento. Durante questo ampliamento, proprio alla fine, nacque un poemetto piuttosto lungo che fu posto al centro della raccolta. E il poemetto parte, lo si vede dagli abbozzi, da alcune cose che erano già state provate prima, che poi non poterono assolutamente entrare nel seme del piangere. Il rimorso per aver fatto viaggiare sempre la madre in terza classe, c'è una poesia che ne parla a lungo. Alla fine, quello che nacque fu un poemetto in cui Annina parte per l'aldilà con un treno. E questo treno lo riconoscete, è una nuova incarnazione del mezzo che mette in comunicazione con l'oltremondo. Il momento è ovviamente l'alba, la poesia si intitola Portami inferi, alla porta dell'oltretomba. Comincia così: chi avrebbe mai pensato allora di doverla incontrare un'alba, così sola e debole, senza l'appoggio di una parola, seduta in quella stazione, la mano sul tavolino freddo, ad aspettare l'ultima coincidenza per l'ultima destinazione. Non sono date spiegazioni. Annina ha con sé soltanto un fagottino, è in una stazione piena di nebbia e di vapori, dove treni di continuo vanno e vengono. Vedete dov'è? È nel bar, è uno di quei bar dove c'è l'erebo, l'inverno in una latteria. È il bar all'alba che abbiamo già incontrato tante volte. Sente una lacrima che le brucia la gola, è confusa e intimidita. Nella terza strofa capisce di non sapere più che cosa è successo. In qualche modo è prigioniera del privato mondo poetico del figlio, perché è qui che adesso lei è. Questa strofa è una delle più inquietanti della poesia caproniana. Dal verso 25, davanti al cappuccino che si raffredda, Annina, di nuovo senza anello, pensa di scrivere al suo bambino almeno una cartolina. Caro, son qui, ti scrivo per dirti. Ma invano tenta di ricordare, non sa nemmeno lei, non rammenta se è morto o se ancora è vivo, e si confonde, la testa le gira vuota. E intanto, mentre le cresce il pianto in petto, cerca confusa nella borsetta la matita. Scordata, s'accorge con una stretta al cuore, con le chiavi di casa. E poi vorrebbe scrivere anche al marito, si accorge di nuovo che non ha più l'anello. E poi c'è una strofa, dopo questa strofa, una strofa dedicata al figlio. Ma ovviamente che cosa ha di fronte davanti a sé su questo tavolo, in questo bar della stazione? Annina, ha di fronte un bicchiere. Allora vedete la strofa numero 60, dal verso 60, ma poi si accorge che al dito non ha più l'anello e il cervello di nuovo le si confonde smarrito, e mentre cerca invano di bere freddo ormai il cappuccino, la mano le trema, non riesce, con tanta gente che esce ed entra, ad alzare il bicchiere, ritorna col suo pensiero, guardando il cameriere che intanto sparecchia serio, lasciando sul tavolino il resto, al suo bambino. Fra parentesi notate appunto le parentesi, il particolare della mano che trema non è a caso, fra parentesi. Almeno le venisse in mente che quel bambino è sparito, è cresciuto, ha tradito, fugge ora rincorso per il mondo dall'errore e dal peccato, è morso dal cane del suo rimorso inutile, solo è rimasto a nutrire, smilzo come un usignolo, la sua magra famiglia, il maschio, Rina, la figlia, con colpe da non finire. Qui molti critici hanno messo in rilievo questa strofa, perché qui, in un modo che prima non si era mai verificato, appaiono anche i rimorsi di cui parlavamo, rimorsi che bisogna anche conoscere Caproni per capire che è inutile cercare solidi fondamenti nella vicenda biografica, sono i rimorsi di cui parlavamo prima, che fanno parte del suo carattere, che nelle poesie inedite ritornano con molta più forza che in quelle pubblicate. Su questo torneremo ancora per un attimo, ma per il momento vanno anche evidenziati altri elementi dello scenario. Annina ha con sé un fagottino, di cui si parla spesso. Ora proseguiamo nel poemetto dal verso 108. Vedete, questo fagottino è il solo ed unico tesoro che ha potuto salvare e che lei non può capire. Fra i piedi di tanta gente i cani stanno ad annusare. Signore, cosa devo fare? Quasi vorrebbe urlare. Come il giorno che il letto pieno di lei, stretto, sentì il cuore svanire in un così lungo morire. Guarda l'orologio, è fermo. Vorrebbe domandare al capotreno, vorrebbe sapere se deve aspettare ancora molto.
ma come può lei sentire mentre le resta in gola c'è un fumo, la parola, che è proprio negli occhi dei cani la nebbia del suo domani. Oltre al fagottino ci sono questi cani che annusano il fagottino fra i piedi dei passanti. Cani e cacciatori, come ho detto anche prima. Chi conosce Caproni conosce anche questi cani e questi cacciatori che in anni successivi avranno ruoli molto importanti nelle sue raccolte. Qui si accenna solamente a questo elemento. Però, come vedete, già nella conclusione di questa poesia i cani sono trasfigurati in guardiani dell'oltretomba. E negli occhi dei cani la nebbia del suo domani. C'è un altro elemento da considerare velocemente in questa conclusione. Vedete al verso 114, quel Signore cosa devo fare? E è qualcosa, sembra detto in un tempo molto lontano, in realtà Nina appunto è fuori dal tempo, quindi non sa più cosa è successo. Se uno guarda gli inediti, questo è una trascrizione dei momenti, è una trascrizione delle ultime parole della madre sul letto di morte. E una cosa che appunto solo così poteva alla fine entrare in una poesia. E in che senso solo così? Nel senso che questi sono tutti mattoni che già conoscete, il bar, il treno, il fagottino. Il fagottino non l'ho ancora spiegato, ma velocemente, anche negli abbozzi dell'ascensore e in molte altre poesie inedite, Caproni coltiva questo motivo del fagottino, di ciò che si porta con sé quando si va nell'aldilà, che cosa portare e che cosa lasciare. Quindi di nuovo questo era un mattone già ben presente, già pronto per essere affiancato da Nina. Ma quello che volevo dire è che in questa poesia c'è tutto quello che è assolutamente escluso dal resto della produzione edita di Caproni. La madre vi compare solo giovane, in quadri di tono leggero, prima di sposarsi, prima di tutto quello che sarebbe successo dopo. Qui invece è dall'altro lato, è la madre ormai morta che si immagina anche vecchia in questa poesia. Come ha scritto ad esempio Bianca Maria Frabotta, questa poesia è un insidioso trabocchetto messo al centro della raccolta, ma è anche in qualche modo una compensazione. Alla fine l'idea del seme del piangere, l'idea di questo stile leggero, ha dato in qualche modo i mezzi per parlare di ciò che altrimenti doveva essere taciuto. Con lo stesso metro, con le stesse rime facili. Alla fine Caproni ha parlato anche di questo. Caproni in più luoghi dice che non è del tutto convinto dal tono un po' artificioso del seme del piangere, da questa rievocazione che ogni tanto si vede anche negli abbozzi, trova un po' leziosa. Quindi questo finale salto nel buio è anche in qualche modo una compensazione. E molto di Caproni, molto della poesia di Caproni è fatta così. Da un lato c'è una pianificazione molto rigida, a tavolino, dall'altro c'è l'urgenza dell'ispirazione, ci sono le passioni che hanno condotto a questa poesia, e spesso sono cose di cui non vuole parlare e che in qualche modo però riemergono. Proprio in qualche modo l'artificiosità del progetto scelto, quando si trova a dover ampliare per l'ultima volta la raccolta, permette la nascita di questa poesia. Era tutto pronto alla fine, dopo tutto questo, per rappresentare quello che più ribruciava, il seme del piangere, appunto, che era rimasto fino a quel momento sotto traccia. E in qualche modo riuscire a trasfigurare anche questo in poesia, in questo modo, è quello che può riuscire a fare solo un grande poeta. E un'ultima postilla sul seme del piangere, un'altra brevissima poesia dopo questa è dedicata alla morte della madre, viene solo allusa, ma appare il carro funebre che la porta via. Il nome con cui è chiamato questo carro, potete immediatamente riconoscerlo, è chiamato Il carro di vetro, ed è anche il titolo della poesia che ne parla. Proseguiamo. Dopo, avviamoci verso la conclusione, dopo il seme del piangere, Caproni prosegue nella direzione indicata da Portam Inferi. Il viaggio nell'aldilà continuò ad avvenire su un treno. La poesia che segue è una delle più famose di Caproni. Si intitola Congedo del viaggiatore cerimonioso. Di nuovo è un poemetto piuttosto lungo, quindi ne leggiamo solo una parte. Amici, credo che sia meglio per me cominciare a tirar giù la valigia, anche se non so bene l'ora d'arrivo
neppure conosca quali stazioni precedono la mia. Sicuri segni mi dicono, da quanto mi è giunto all'orecchio di questi luoghi, che io vi dovrò presto lasciare. Vogliatemi perdonare quel po' di disturbo che reco. Con voi sono stato lieto dalla partenza e molto vi sono grato, credetemi, per l'ottima compagnia. Ancora vorrei conversare a lungo con voi. E qui inizia un dialogo, un monologo fra questo viaggiatore e gli altri passeggeri. Passiamo direttamente alla fine. Verso 83, il congedo finale, congedo alla sapienza e congedo all'amore, congedo anche alla religione, ormai sono a destinazione. Ora che più forte sento stridere il freno, vi lascio davvero, amici, addio. Di questo sono certo, io sono giunto alla disperazione calma, senza sgomento. Scendo, buon proseguimento. Come capita spesso in Caproni, il lettore legge questa poesia e non può sapere che, cito di nuovo una lettera a un amico a Betocchi, questa poesia vuole essere soltanto il preludio recitato da un bravo attore con una certa lenta enfasi di un poemetto dove mi piacerebbe descrivere una mia calata nel limbo e un mio incontro con i morti, divenuto loro concittadino e fratello. La valigia dovrebbe avere una certa importanza in questo tentativo per quel poco che contiene e per quel poco che la dogana lascerà passare. La valigia la riconoscete. E qualunque lettore avverte il senso allegorico di questa poesia, però altri particolari, non conoscendo questi sottintesi, non sono facilmente individuabili. Vi faccio un esempio. Calvino apprezzò molto questo testo e scrisse una bella recensione. Nel commento scrive appunto che, nel commento a questa poesia, Calvino scrive che l'allegoria dell'addio al mondo si innesta su di una semplicissima situazione ferroviaria. Un passeggero che saluta i suoi compagni di scompartimento prima di scendere alla sua stazione. Questa loquela che Caproni fa scorrere nei suoi versi con grazia sopraffina, registrando i più minuti dettagli del comportamento quotidiano. Un'intera strofa è dedicata al gesto di togliere la valigia dalla reticella e posarla nel corridoio all'avvicinarsi della stazione. Questa loquela, più che alla parlantina di un uomo verboso, somiglia al monologo interiore di un silenzioso che sogna di parlare con gli altri come mai gli è riuscito in realtà. La strofa di cui parla Calvino è quella che vedete a partire dal verso 44, strofa che non a caso è fra parentesi, abbiamo già parlato di queste parentesi. Scusate, è una valigia pesante anche se non contiene granché, tanto che io mi domando perché l'ho recata e quell'aiuto mi potrà dare poi quando l'avrò con me. Ma pur la debbo portare, non fosse che per seguir l'uso. Lasciatemi, vi prego, passare, ecco. Ora che essa nel corridoio mi sento più sciolto, vogliate scusare. Come dicevo all'inizio, una valigia pesante anche se non contiene granché. E appunto sapete la storia di questa valigia e capite a questo punto anche a cosa sta alludendo, a un nuovo sovrassenso. Caproni pensò a lungo di proseguire questo poemetto, anche dopo che era già stato pubblicato. In realtà poi non successe mai e in qualche modo fu un bene, o meglio fu inevitabile. Le poesie successive continuano un po' mantengono il contenuto allegorico di questa, ma su altri argomenti. Rimane qualche accenno a questa valigia. Se uno legge la poesia successiva a questa, nella raccolta, che si chiama La lanterna, è una poesia di 4 versi, ve la leggo. Non porterà nemmeno la lanterna. Là, il buio è così buio che non c'è oscurità. Sta ancora parlando di questa valigia. Però appunto, in realtà, tutti i tentativi di descriverla veramente fallirono e appunto in qualche modo era meglio così, la valigia era destinata a rimanere per sempre chiusa e tale rimane nella poesia di Caproni. Dopo questa raccolta, che si chiama appunto Il congedo del viaggiatore cerimonioso e altre prosopopee, Caproni pubblica nel 1975 Il muro della terra e d'improvviso a 63 anni diventa uno dei maggiori poeti italiani. Già prima aveva avuto molti riconoscimenti, ad esempio le stanze della funicolare avevano vinto nel 1952 il premio Viareggio, ma era stato comunque spesso considerato un poeta minore. Ora cambia tutto. Anche la sua produzione precedente viene recuperata e seguono altre raccolte che occupano gran parte della produzione complessiva di Caproni. Se prendete l'edizione di tutte le poesie, le raccolte dal Muro della Terra in poi occupano
uno spazio molto superiore alle altre, anche se furono fatte in pochi anni. I temi di questa poesia, di questa nuova poesia, uno, il tema della caccia, dei cacciatori, dei cani, l'avete già visto nascere in controluce in At Porta Minferi. Un altro lo potete vedere alla fine del congedo, in un breve accenno, leggiamo uno dei congedi, dal verso 79. Ed anche a lei, sacerdote congedo, che m'ha chiesto s'io, scherzava, ho avuto in dote di credere al vero Dio. Questo tema del rapporto con Dio, della sua esistenza, del suo ruolo, diventa continuo nell'ultimo Caproni. Ritorna spesso un altro tema a cui abbiamo già accennato, a percorrere tutta la sua opera, il senso della poesia della parola come inganno, perché la parola non può corrispondere alle cose, quindi crea qualcosa di differente dalla realtà, la dissolve, e in qualche modo è inevitabilmente una menzogna. Qui non abbiamo tempo di occuparcene, però ci serve per il testo conclusivo, perché non abbiamo tempo di occuparci delle ultime raccolte, però in una delle ultime raccolte vorrei riprendere il capo del filo da cui siamo partiti, con una poesia scritta nel 1984 e uscita nel Conte di Khevenhüller, che è l'ultima raccolta pubblicata in vita da Caproni. La poesia, se uno legge i dattiloscritti, è stata scritta, c'è una notazione di Caproni, il 28 agosto 1984 su un vecchio appunto. Il motivo lo conosciamo, la poesia si intitola Squarcio, viltà d'ogni teorema, sapere cos'è il bicchiere, disperatamente sapere che cosa non è il bicchiere, le disperate sere quando la mano trema, nel patema è impossibile bere. E sapere che cosa non è il bicchiere, che cosa non è ciò che ho costruito, ciò che sto costruendo in questo momento. E Caproni a questa altezza aveva circa 70 anni, aveva l'età della foto da cui abbiamo iniziato questa serie di immagini. Alla fine ormai riconoscete la parentesi che nasconde il centro di tutto, la mano trema, e direi che su questa parentesi possiamo concludere. Vi ringrazio per l'attenzione. Bene, grazie a Luca Zuliani, grazie a Giorgio Caproni, che Luca Zuliani ci ha fatto riascoltare con emozione, come sempre avviene di fronte a questo poeta. Grazie anche per la sobrietà con cui è riuscito a farlo rivivere, mostrandoci ciò che deve essere la critica. La critica non deve mai sopraffare il testo, lo deve in qualche modo sostenere, mostrare, ecco, lo deve mostrare. C'è stato mostrato non nelle slide naturalmente, c'è stato mostrato nelle parole partecipi di Zuliani, e più che mai usciamo da questo pomeriggio convinti che Caproni sia uno dei grandissimi del Novecento sicuramente, ecco, che ha anche il merito di essere avvicinabile a tutti i livelli. Un lettore semplice leggerà quello che appare semplice in Caproni, un lettore raffinato leggerà quello che ci legge Zuliani e che ci ha fatto capire oggi Zuliani. Ecco, questa è la cordialità di cui volevamo parlare, la partecipazione del cuore. Non tutti i poeti ammettono questa partecipazione. Confesso che se si fosse trattato, poniamo, di Carducci, forse non saremmo stati altrettanto cordiali, ma certo in questo caso possiamo dire che il nostro scopo è raggiunto con i pochi che ci hanno onorato della loro presenza, sarà raggiunto dai moltissimi che seguiranno questa lezione
nel sito dove sarà collocata fra poche ore, fra pochissimi giorni. Grazie.